Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo presso il centro storico di Lodè per parlare di storia. Una storia però attraverso la lettura diretta dei documenti riguardanti questo territorio, documenti che si ritrovano e sono conservati sia negli archivi isolani che in quelli iberici. Soprattutto ricordiamo l'archivio della Corona d'Aragona, che raccoglie tutti i documenti della Sardegna durante la dominazione catalano-aragonese. Molti di questi documenti si trovano adesso conservati anche qui a Lodè, sono stati riscoperti e riportati qui nel loro luogo originale grazie anche all'interessamento dell'amministrazione comunale, alla collaborazione della biblioteca, e oggi si trovano conservati ed esposti negli edifici della Porta del Parco. Ci troviamo in una casa del 1800 dentro il centro storico di Lodè, che fa parte di quegli edifici della Porta del Parco gestita dal CEAS Montalbo di Lodè. Nel piano superiore di questa casa troviamo conservate parte della documentazione riguardante il territorio, precisamente di Lodè, ma anche dell'intera baronia di Posada a cui Lodè faceva riferimento. Tra i più antichi documenti conservati abbiamo diverse carte del 1400 fino ad arrivare all'età moderna e all'età contemporanea. Il più antico documento che attesti effettivamente l'esistenza di una villa, quindi di un paese in questo territorio, è questa carta di infeudazione del 1346, precisamente del 7 maggio, con cui Pietro IV d'Aragona infeuda per i compagns del territorio di Lodè e di altri territori limitrofi al nostro. La seconda carta, o il secondo documento, si tratta del Compartiment di Sardegna. È un documento del 1358, possiamo sfogliarlo e vedere effettivamente che in questo caso Lodè, la villa di Lodè, possedeva 100 uomini armati in questo periodo, non apparteneva più al precedente feudatario, ma era possedimento dell'ordine di Malta. Inoltre vengono effettivamente trascritte tutte le tasse e le imposte che i suoi abitanti dovevano pagare. Di 10 anni successivi a questo documento, 1368, è un documento emanato sempre dalla Cancelleria Reale a Barcellona, quindi dal Re d'Aragona. È un documento che viene effettivamente stilato durante la guerra contro gli Arborea. Questo territorio nel 1368 appartiene al giudice d'Arborea, ma era un quarto che conquista questo territorio, però quello che fa il re, anche se non possiede materialmente il feudo del territorio, cosa fa? Infeuda ad altri personaggi lo stesso nome. Siamo nel 1368. Questo documento invece è del 1431 ed è proprio la carta di infeudazione dell'intera baronia di Posada, quindi Lodè, Siniscola, Torpè e Lodè, a Nicola Carroz, viceré di Sardegna. Quindi l'intera baronia viene infeudata a questo signore insieme a tutto il territorio, i boschi, i fiumi, eccetera. Viene concesso, come c'è scritto in questo documento, l'alta e vasta giurisdizione e quindi tutte quelle caratteristiche giurisdizionali che appartenevano al feudatario. Mentre della fine del 1400 è il testamento di Donna Stefania Carroz, l'ultima erede dei baroni di Posada, quegli stessi baroni di Posada che avevano la loro sepoltura dentro la cappella di Monserrate nella chiesa parrocchiale. Stefania Carroz è l'ultima erede femmina a possedere questo feudo di questa dinastia, questa grande dinastia. Mentre questo documento, questo registro che contiene diversi documenti, contiene sia gli ordinamenti feudali relativi all'intera baronia di Posada, quindi l'amministrazione del territorio, ma anche la reclamazione delle imposte, eccetera, ma anche contiene diversi dati circa la demografia del territorio, quindi anche quella di Lodè, e sulle imposte e tasse divise per fuochi.
In questa parte della sala abbiamo documenti che si riferiscono sia agli aspetti politici del paese che a quelli ecclesiastici. Sono documenti che vanno dal 1650-51 più o meno fino al regno di Vittorio Emanuele II. È curioso, tra tutti questi documenti, quello più curioso sicuramente è questo qua, che è della seconda metà del 1800, quando ancora il paese era un feudato, ad un feudatario, ad un signore spagnolo. La cosa curiosa è il fatto che molti dei tributi, delle imposte che si trovano in questo documento del 1800 si trovavano già nei precedenti documenti del 1300. Ci troviamo dentro il centro storico di Lodè, probabilmente nella parte limitrofa di quello che era il nucleo urbano medievale. Questi luoghi, naturalmente abitati già dall'età medievale, erano anche la scenografia di alcune cerimonie tipicamente feudali, come ci attesta un documento della seconda metà del XVI secolo, quando il re manda il suo procuratore per prendere effettivo possesso di queste terre. La cerimonia prevedeva un duplice aspetto: da una parte il procuratore veniva accompagnato per tutto il territorio limitrofo, limitato dalle case del villaggio, per poter prendere possesso reale di tutte le cose esistenti nel territorio, e dall'altro prevedeva l'omaggio da parte degli abitanti del paese stesso. Tutte queste cose sono attestate anche per il paese di Lodè nel 1500